Allora, questo intervento fa parte di un intervento di valorizzazione dei centri storici attraverso un contributo di alcuni anni fa a cui questa amministrazione ha voluto dar seguito e che intende vivificare praticamente di nuovo il centro storico. Finora questo luogo è stato un luogo, diciamo, di incrocio, no? Con le ordinanze. Adesso deve ridiventare un luogo di incontro. L'altra sera, nell'ambito della festa di San Matteo, venerdì sera se non ricordo male, qui c'erano presenti, c'era un gruppo di ballo folcloristico con una fisarmonica, con tutta la gente che ballava e era qui nei tavoli predisposti dall'associazione delle Linò, e è stato veramente un momento emozionante perché abbiamo ridato vita a questa piazza. Ora io dico, spetta alla gente anche riappropriarsi di questo luogo e quindi proporre anche delle iniziative, renderlo più vivo di nuovo.